Siamo a Caltabellotta, in provincia di Agrigento, col professor Enrico Caltagirone, per presentare due libri, Sicania e Sicuni, Elini e Sicani, l'ultimo recente libro che ha edito per Eta Beta. Chi è il professor Enrico Caltagirone? È un glottologo laureato in lingua e letteratura italiana e lingua e letteratura sanscrita. Alcuni anni fa ho avuto la fortuna di conoscerlo e di proporgli di analizzare la toponomastica di Caltabellotta, perché era diciamo un complesso di parole che indicavano contrade e luoghi di Caltabellotta che per me non avevano nessun senso. Lui li ha interpretati, li ha tradotti e ci siamo accorti che era una lingua antica, la lingua degli antichi sicani, cioè il sanscrito. A lui la parola. Ok, grazie. Dunque io devo dire una cosa, ho cominciato quasi per caso, perché mi ero recato alla casa editrice Marna, diretta dall'ingegnere Giorgio Bertella, mi ha ricevuto. Gli ho proposto la pubblicazione di un romanzo che parlava della Grande Madre, il libro si intitolava Alla ricerca della Grande Madre. È cominciata così questa avventura e questo rapporto con la casa editrice Marna. In quel periodo io frequentavo un corso di sanscrito a Parma e ho cominciato a prendere ad apprendere le prime cose sul sanscrito. Era una erudizione proprio in embrione ancora. Se non che proprio quell'anno io mi sono recato in Sicilia, a Centuripe, a ritrovare i miei cugini. Uno di questi cugini, Vito Barbagallo di Centuripe, che era assessore alla cultura in quel periodo, mi ha accompagnato al museo di Adrano e mi ha fatto vedere un reperto, cioè una pietra di arenaria che si trovava inserita in un muro di cinta della città del Mendolito, dell'antica città del Mendolito. La mia sorpresa è stata che in questa pietra ho trovato delle parole di sanscrito che io avevo studiato nel corso di sanscrito a Parma. Yam, Akaram, Ages, Doara, eccetera. Mi sono meravigliato tantissimo, dico, ma com'è possibile che in Sicilia, su un muro, ci sono delle parole perfettamente sanscrite? E quindi, quando sono ritornato a Monza, ho parlato col mio editore, il quale mi ha detto, dice, senti ragazzo, tu sei nato con la camicia, perché io sono grande amico del direttore dell'Accademia Alessandrina, che è un istituto di lingua orientale, il professor Renato Turra. Allora, quando ci siamo conosciuti, ho spiegato tutto il problema che avevo io e lui mi ha imposto, mi ha proprio obbligato a frequentare il corso di sanscrito. Quindi io per 3 anni ho fatto questo lavoro, che è un lavoro molto complicato. Una volta che avevo in mano questa competenza, ho affrontato le iscrizioni sicule, ho cominciato a tradurle e ho trovato dei significati fantastici che poi magari vedremo. E alla fine loro mi hanno detto, dice, va bene, il tuo impegno con la lingua dei siculi va bene, è plausibile che sia così, come dici tu, però tu, con le competenze che hai acquisito adesso, dovresti occuparti degli Etruschi. Il bubbone è proprio l'etrusco, che nessuno è mai riuscito a capire. Il motivo è che nessuno aveva queste competenze, cioè associare la storia degli Etruschi con la lingua che viene dall'Oriente, cioè dall'India. Quindi allora dico, ma io non sono capace, ci hanno provato in tanti, insomma hanno insistito talmente tanto che io ho fatto una piccola prova e la prova è stata entusiasmante, perché la prima traduzione che io ho eseguito, sempre con il dizionario di sanscrito della Oxford University, quindi non è che mi sono inventato qualcosa, ho trovato questo significato, una piccola lamina di piombo su cui c'è scritto: l'ape, irrequieta danzatrice, i petali profumati con desiderio osserva. Era bellissimo, era poetico, e quindi io questa cosa mi ha entusiasmato tantissimo, l'ho riferita al mio professore, l'ho riferita all'ingegnere Giorgio Bertella e ci siamo messi, io mi sono messo a lavorare nel Natale del 2000 praticamente, a tradurre le iscrizioni etrusche. Alla fine, immagine numero 2,
è saltato fuori un libro, 2001, dicembre del 2001, che si intitola Un grido dal passato. Il grido dal passato ha una motivazione questo titolo, perché poi nel corso delle traduzioni abbiamo trovato una ragazzina etrusca stuprata, uccisa, e quindi lì alla casa editrice hanno pensato questo titolo si è dato benissimo, Un grido che viene dal passato. Questo libro poi è finito in mano alla dottoressa Aigner, facoltà di etruscologia della Cattolica di Milano, con la quale io ho collaborato per alcuni anni, ed è finito in mano al professore Helmut Rix dell'Università di Tubinga in Germania, col quale ho collaborato anch'io per alcuni anni, per alcune cose. Allora, cominciamo a parlare perché gli Etruschi, i Siculi, i Sicani anche, parlavano questa lingua che veniva dal lontano Oriente. Abbiamo la figura numero 3, l'immagine numero 3. Abbiamo praticamente il bacino della valle dell'Indo, da cui dove confluiscono diversi fiumi che scendono dall'Himalaya, come il Sarasvati per esempio. Ora, intorno all'anno 5000, no, qui siamo già nel 6000 addirittura, nel Neolitico, a causa di terremoti o pestilenze o attacchi di altre popolazioni, molti abitanti della città di Mergar, che faceva allora 25.000 abitanti, una cosa enorme, mentre per esempio Gerico, Jarmo facevano 4.000 abitanti, Mergar faceva 25.000 abitanti. Allora queste popolazioni si spostano sia verso le vallate fluviali dell'India, quindi l'Indo, il Sarasvati e tanti altri fiumi, sia verso l'Occidente, verso le praterie della Russia meridionale, dove abbondavano i cavalli selvatici. Il cavallo non era stato ancora addomesticato e quindi veniva cacciato e mangiato come un animale. Che cosa avviene con gli abitanti di Mergar che vanno verso est e fondano delle città lungo i fiumi, e pian piano, diciamo intorno al 4000 a.C., 3500 a.C., si sviluppa una religiosità eccezionale. Diciamo, c'erano dei poeti ispirati che possiamo paragonare ai profeti ebrei, che inventavano degli inni sacri. Ora non c'era la scrittura, per cui erano obbligati a ricordarle a memoria queste cose. C'erano i ragazzi che si iscrivevano come nelle scuole, ognuno di loro imparava a memoria una di queste innodie, che sono degli inni sacri, e la cosa si è ripetuta di generazione in generazione fino a quando, intorno al 1000 a.C., ci sono i primi esempi di scrittura brahmi, dei bramini, e poi intorno all'800 a.C. si comincia a sviluppare la scrittura urbana degli dei, Devanagari, e quindi tutte queste innodie, è importante seguire questo passaggio, vengono scritte. Perché sono importanti? Perché hanno portato alla scrittura qualche cosa che era stata concepita nel 3500 a.C., cioè quando la lingua arcaica ancora non si era sviluppata, era proprio arcaica. E questo è il Veda. Il Veda si divide in 4 parti: il Rig Veda, il Samaveda, l'Ajurveda, eccetera. Allora, il Veda deriva dalla radice vid, che vuol dire conoscere, e quindi è la conoscenza. Ok? Questa scrittura arcaica, quindi, è sicura che è stata concepita nel 4000-3500 a.C., perché proprio nel Veda, in tutto, è una cosa enorme, molto più grossa della Bibbia, si fa riferimento alle costellazioni che c'erano sull'India nel 3500 a.C. Quelle costellazioni, a causa della precessione degli equinozi, poi si spostano, non ci sono più sull'India dopo. Quindi il riferimento, diciamo, alle costellazioni che sono sull'India sono proprio indicative del momento esatto in cui è stata concepita questa lingua, che poi è diventata scrittura. Perché è importante per noi? Perché la scrittura, cioè la parlata arcaica, proto-indiana, chiamiamola così, chi la porta? L'hanno portata a est e lì si sono formate le scritture che sono importanti per noi, ma la portano anche verso occidente. Quelle tribù che si erano spostate verso occidente cominciano
la domesticazione del cavallo. Siccome nel frattempo si era verificata la grande catastrofe intorno al Mar Nero, adesso vediamo, prima di tutto vediamo le località di cui stiamo parlando e parliamo della figura numero 4, dove ci sono proprio tutte le città e i fiumi ben delineati. Intorno al 3500, intorno al 3000 a.C. succede una cosa molto grave e la possiamo vedere nella figura numero 5, cioè una pioggia di meteorite distrugge queste città dove si era sviluppata questa religiosità, cioè Harappa, Mohenjo-Daro, Lothal, che vengono incenerite completamente, sepolte dalle sabbie, e poi gli archeologi inglesi, perché l'India poi diventa un protettorato inglese, cominciano a trovare queste città e trovano tutto vetrificato. La vetrificazione delle cose avviene solo quando il calore raggiunge 12.000 gradi, cioè come con una bomba atomica. Quindi si capisce che lì c'è stata una pioggia dei meteoriti che ha distrutto le città, che è esattamente quello che è accaduto a Sodoma e Gomorra, okay? Dove Dio non c'entra per niente. Comunque, per farla breve, andiamo avanti alla figura numero 6. Era successa una cosa intorno al 5500 a.C., quindi prima che queste tribù a cavallo giungessero nel Mar Nero, era successo che era finita la glaciazione. I livelli dei mari si erano sollevati di circa 120 metri e quello che noi chiamiamo Mar Nero allora era il Lago Bianco, era un lago di acqua dolce. Ora a un certo punto succede che il livello del Mediterraneo, quindi dell'Egeo, comincia a sfondare la striscia di terra che c'è prima del mare di Marmara e successivamente sfonda il Bosforo. E quindi diciamo che tutta questa massa enorme di acqua salata del mare si riversa sul Lago Bianco da un'altezza di 120 metri e questo fenomeno dura per quasi un anno. Ora immaginate che cosa fanno le popolazioni neolitiche che vivevano intorno al Mar Nero, al Lago Bianco ancora. Fuggono in tutte le direzioni e portano in tutte le parti dove arrivano l'idea di un diluvio, di un disastro universale, perché il mondo era tutto lì, insomma, quindi era... Allora, la faccenda che poi viene ripresa da tutti i popoli della terra, tra cui gli ebrei, è tutta una mitologia inventata per risaltare il loro Dio, ma la faccenda dell'arca di Noè non è mai esistita, come Noè non è mai esistito. È esistito invece questa cosa qui che è documentata dal mio grande amico, il professor Francesco Torre, che è il vice rettore dell'Università di Trapani, che ha lavorato nel Mar Nero con gli americani, con Ballard, quello del Titanic, e loro hanno scandagliato con il rover eccetera a una profondità di 120 metri, hanno trovato gli insediamenti neolitici che erano stati tutti sommersi da questo disastro, dove si vanno nel frattempo poi c'è stata la domesticazione del cavallo e queste tribù cominciano a cercare delle terre fertili e le trovano a nord del Mar Nero, figura numero 7. Nella figura numero 7 vediamo una macchia scura in alto, verde scuro, dove, secondo le teorie più accreditate, per esempio di Marika Gimbutas, la grandissima archeologa, della mia amica antropologa Edita Castaldi, che insegna antropologia all'Università di Pesaro Urbino, lì si è sviluppata la prima lingua indoeuropea. Okay? Allora, queste popolazioni qui, dopo che si è verificata la domesticazione del cavallo, siamo esattamente nel 4500, quindi circa 1000 anni dopo il diluvio, cominciano ad andare in tutte le direzioni. Allora noi vediamo chi è che lo dice questo? Figura numero 8, lo dice Marika Gimbutas, lo dice Renfrew, lo dice Devoto e tutti i grandi archeologi e antropologi. Quindi siamo sicuri di questa cosa, cioè non è una cosa che ci inventiamo noi. È tutto documentato da questi grandi ricercatori. Nella figura numero 9 noi vediamo che queste tribù dette Kurgan dagli archeologi russi, perché Kurgan significa che seppelliscono i morti in tombe a tumulo che si chiamano Kurgan appunto. Allora, in ondate successive cominciano a scendere verso la Palestina, diciamo, l'Anatolia, la Siria, la fascia siro-palestinese, ma vanno anche verso occidente, cioè risalgono il Danubio, arrivano nei Balcani. Noi vediamo nella figura numero 10 esattamente
questo movimento delle tribù che cominciano ad andare in tutte le direzioni, vedete? Partono proprio dal nord del Mar Nero e portano questa loro cultura e la lingua che si era consolidata, il primo nucleo della lingua indoeuropea. Okay? Nella figura numero 11 vediamo un risultato di questa migrazione verso sud. Invadono la Mesopotamia, la Palestina, quella che noi chiamiamo la mezzaluna fertile, e si sviluppa l'agricoltura che loro avevano già in embrione sviluppato al nord del Mar Nero. Portano queste competenze agricole fino all'Egitto praticamente. Ricordiamoci che siamo intorno al 4500 a.C., non si parlava né di faraone né di niente ancora. Lì si sviluppa un'agricoltura molto avanzata. Ora, in una delle invasioni dei Kurgan, di questi uomini a cavallo, ripeto che il cavallo non lo conosceva ancora nessuno, erano gli unici che avevano il cavallo e armi più sofisticate rispetto ai contadini nostradici, detti così dagli archeologi. Alcune di queste popolazioni, intorno al 4200 a.C., sono costrette a fuggire, siccome hanno competenze marinare, prendono il mare e vengono verso occidente. E il primo arrivo di queste popolazioni, che noi possiamo chiamare o civiltà di Stentinello, come ha detto Paolo Orsi e poi successivamente Bernabo Brea, oppure protosicani, è un termine semplice per indicare il primo arrivo di queste popolazioni che vengono. Che cosa portano? Portano competenze agricole molto sviluppate e cominciano a fortificare gli accampamenti con dei muri, che prima non esisteva questa cosa, quindi Matrenza, Megariblea e Stentinello sono le prime fortificazioni che si verificano in Sicilia per opera di queste popolazioni che venivano dalla mezzaluna fertile. Allora, successivamente, nella figura numero 12, noi facciamo un salto temporale e vediamo che le ondate di queste popolazioni Kurgan si abbattono sulla mezzaluna fertile. Intorno ci sono state migrazioni anche, come dice Sebastiano Tusa, ci sono intermedie, diciamo, ma quella più massiccia avviene nel 2200 a.C. E nella figura numero 12 noi abbiamo la cartina della Sicilia con su scritto Sicani, ok, nel centro. Allora, queste che sono stati, diciamo, battezzate come civiltà di Castelluccio, sempre da Paolo Orsi e poi da Bernabo Brea e da tutti gli archeologi, perché a Castelluccio vicino Siracusa hanno trovato questo tipo di cultura, diciamo, la ceramica, tutto. Che cosa portano? Sono passati 2000 anni da quando era arrivata la prima ondata. Portano delle competenze molto avanzate, noi le vediamo, per esempio, nella figura numero 13 e nella figura numero 14 troviamo le Sikurat, che era una loro competenza che costruivano sia in Mesopotamia che nella Palestina. Era praticamente la costruzione del loro monte sacro. Avevano una montagna sacra, come l'Olimpo per esempio per i greci. Il loro monte sacro in India era il monte Meru, nobile si dice Su in sanscrito, quindi Su-Meru. Sono proprio i Sumeri che vengono intorno al 3000, dopo che si era verificata quella pioggia di meteoriti, loro arrivano in Mesopotamia, quindi nell'isola di Bahrain, detta Dilli, Dilmun, perché la loro città più importante era Dilli, che poi diventa Delhi, ok? Queste risalgono il Tigre e l'Eufrate e lì la cultura dei Sumeri è altissima, proprio altissima. Dal punto di vista, diciamo, dell'astronomia, avevano capito che al centro ci sta il Sole, i pianeti girano intorno. Non solo, ma avevano capito che le orbite dei pianeti sono ellittiche e non sono circolari. Avevano capito addirittura la precessione degli equinozi, che poi Parco ha sviluppato molto tempo dopo. Perché noi sappiamo con certezza, con esattezza queste cose? Perché sono scritte nelle tavolette cuneiformi che sono state decifrate al British Museum. Piano piano queste cose, man mano che vengono decifrate, saltano fuori di quelle cose incredibili. E quindi la matematica, la numerazione con base 60. Nella figura numero 15 vediamo altre caratteristiche di queste popolazioni castellucciane, che sono i Sicani in sostanza.
portano una nuova concezione, diciamo, delle sepolture, che prima erano ipogee, adesso sono tutte nelle pareti scavate, con dei portelloni davanti, e le persone più importanti venivano seppellite nella figura numero 16, nella figura numero 17, sempre a Castelluccio troviamo queste tombe colonnate che probabilmente erano riservate a personaggi importanti, ok? Questa è una delle tante cose che portano i castellucciani. Ora, noi abbiamo parlato di queste popolazioni che vengono dalla mezzaluna fertile, portano a questo, 2200 a.C. Per arrivare ai Siculi e agli Elini dobbiamo fare un salto di circa 1000 anni. Ora, le altre popolazioni che erano andate nei Balcani, erano andate per esempio verso Occidente, noi li vediamo nella figura numero 18, che è tutta la dell'Illiria, dove ci sono gli Albanoi, i Sardeates, ci sono i Siculoti, ci sono i Liburni, tantissime popolazioni che sono tutte tribù, diciamo. E questi arrivano, facciamo un conto, intorno al 2500-3000 a.C. qui. Alcune di queste, ci sono anche i Segestani, la capitale di questa gente era Segesta, attenzione, Segesta, che quando Ottaviano Augusto fa la campagna contro la Pannonia Savia, conquista la capitale dei Segestani, Segesta, che poi diventa Siscia, mi pare, sotto i Romani. Ma qualche tempo prima, molti segestani, intorno all'anno 1800-1600 a.C., si erano spostati sull'Adriatico, avevano attraversato l'Adriatico e si erano insediati in Liguria. Quelli che noi chiamiamo Liguri, in realtà sono i segestani. Invece il gruppo grosso dei Siculi, dei Siculoti, attraversa l'Adriatico e si installa nelle Marche per qualche tempo. Lì fonda molte città, tra cui Caccamo, c'è una Caccamo anche nelle Marche, che è proprio una tipica parola dei Siculi, che deriva dal sanscrito. Cacca vuol dire desiderare. E poi attraversano la dorsale appenninica e invadono parte di Toscana, soprattutto il Lazio, tra quale Faleri, Ariccia. Qual è la caratteristica di queste città fondate dai Siculi? Loro erano stati dall'altra parte dell'Adriatico, dove le costruzioni erano di tipo megalitico. Quando vengono in Italia e fondano queste città, a Latri per esempio, Faleri, Ariccia, eccetera, noi abbiamo nella figura 19 vediamo il movimento di queste popolazioni che poi dal nord scendono verso l'Adriatico, attraversano l'Adriatico e poi successivamente finiranno in Sicilia. Ma noi nella figura numero 20 vediamo proprio la tipica costruzione dei Siculi, con questi blocchi enormi. Questa è la città di Alatri, mura della città di Alatri, ma se andate ad Ariccia, a Faleri, è uguale e preciso. Queste sono diciamo cose, culture che provenivano dall'altra parte dell'Adriatico, dove si costruivano le città in questo modo e dove gli archeologi hanno trovato le stesse cose identiche di quello che i Siculi hanno portato. Quindi noi sappiamo con sicurezza che i Siculi hanno attraversato l'Adriatico. Allora loro non hanno competenze astronomiche, non sanno niente di marineria, non sanno quasi niente di matematica. Sono dei guerrieri a cavallo, forti nei combattimenti, eccetera, ma dal punto di vista culturale sono molto indietro ancora, non dico uno stato primitivo. Così che quando poi loro, nella figura numero 21, arrivano in Sicilia, trovano i Sicani, che erano molto più evoluti di loro, sia dal punto di vista, diciamo, delle competenze matematiche, astronomiche, dell'agricoltura, e soprattutto avevano il commercio marinaro, cioè commerciavano lo zolfo, il sale, l'olio che si estraeva dal terebinto, dal pistacchio selvatico, con tutti i popoli del Medio Oriente. Venivano a prenderlo le navi, come mi ha spiegato bene Giuseppe Castellana, l'archeologo, caricavano questi prodotti e li portavano in tutto il Mediterraneo orientale, compreso l'Egitto. Okay? Quindi i Sicani erano un popolo molto più avanti. Quando arrivano i Siculi c'è questa dicotomia, c'è questo scontro. Dal punto di vista militare erano più forti i Siculi e quindi molti Sicani si sono ritirati nell'interno e si sono arroccati in zone per esempio come Caltabellotta, tutte le zone fortificate del centro della Sicilia occidentale soprattutto. Ma molti Sicani sono rimasti
nella Sicilia orientale si sono amalgamati e hanno trasmesso il loro sapere ai siculi. Così che noi parliamo del 1270 circa, avanti Cristo, quando arrivano le prime ondate greche, intorno al 735, queste popolazioni praticamente sembravano un unico popolo, i siculi. Così che diciamo che l'etnia dei sicani è quasi scomparsa. Nessuno ne parla. Sapete perché nessuno ne parla? Perché i greci consideravano tutti siculi. In realtà alle spalle il sostrato, il sottofondo, la vera cultura ce l'avevano i sicani. Okay? Questo è importante da sottolineare. Ok, adesso parliamo proprio del periodo in cui arrivano i greci. Dunque, per arrivare al momento in cui arrivano i greci, bisogna fare una piccola premessa. Numero 22, nel 1200 circa avanti Cristo, quindi 50 anni dopo che i siculi erano arrivati in Sicilia, nel Medio Oriente si è verificato una carestia pazzesca, una carestia che è durata più di 100 anni. Allora, le popolazioni che erano, diciamo, suddite dei grandi imperi, dei Micenei, degli Ittiti, ai quali prestavano servizio, diciamo, ricevevano in cambio delle derrate alimentari. A un certo punto, quando si scatena questa crisi, gli imperi centrali, diciamo, il grano se lo tengono per sé e queste popolazioni muoiono di fame. Guardate un po' cosa succede con l'Ucraina, è la stessa cosa. Allora, che cosa fanno questi popoli? Cominciano a rumoreggiare, a ribellarsi, a un certo punto si riuniscono nell'isola di Creta e fondano una specie di società. I popoli del mare nascono così, per esigenze, diciamo, di fame. Se vi ricordate bene, in questo periodo la Bibbia parla della siccità che colpisce anche la fascia palestinese e c'è il viaggio dei fratelli che vanno in Egitto, i fratelli di Giuseppe che era stato venduto come schiavo, a comprare il grano, perché l'unico posto dove si poteva comprare il grano era ancora l'Egitto, a causa del fatto che lì c'è il Nilo che veniva da lontano, quindi la siccità. E allora, l'unico posto in tutto il Mediterraneo dove c'era il grano era, lo dice proprio la Bibbia nella Genesi, era l'Egitto. Quindi c'è questo viaggio dei fratelli. Noi vediamo che questo popolo, questa situazione, diciamo, di distruzione completa, perché i popoli del mare distruggono tutte le città per appropriarsi del grano, quindi Micene, la stessa Troia, Megiddo, Attusas, la capitale degli Ittiti, vengono rase al suolo queste città e vengono asportati tutti i beni alimentari, diciamo. Ok? Loro provocano la caduta degli imperi centrali, i popoli del mare, e senza saperlo danno inizio alla nascita delle poleis, cioè le prime forme di democrazia ancora in embrione, che poi si svilupperanno e fonderanno la prima idea di democrazia. Okay? Succede un'altra cosa. A causa di questi movimenti, dall'Egitto, dove avevano razziato per 2 volte, al tempo del faraone Merenbita e al tempo del faraone Ramesse III, loro portano verso nord, nella fascia siro-palestinese, i geroglifici che erano stati semplificati dal proto-sinaitico. Noi lo vediamo nella figura numero 23, il proto-sinaitico che era ancora, diciamo, ideografico, si può dire. I fenici, chiamiamoli fenici, i cananei in sostanza, lo esemplificano con segni molto più semplici e fanno un'altra cosa. La parola che indica questo disegno, halp, che vuol dire bue, dà inizio alla A. La A nasce da questo. Bet, che vuol dire casa, nasce la B, quindi la lettera iniziale, diciamo, dà l'idea di tutta la lettera. Gamal, che vuol dire bastone, dig, che vuol dire pesce, e così via. Nella figura numero 24 vediamo come questa operazione che hanno fatto i fenici, poi i greci la aggiustano, la amplificano, e diventa alfa, beta, gamma, delta, epsilon, di gamma, upsilon, zeta, eccetera. Quindi l'alfabeto arcaico greco, alfabeto rosso, è importante per noi saperlo perché è esattamente quello che le avanguardie di queste popolazioni greche, che non erano ancora, erano un po' tutti sparsi, portano in Sicilia, in Italia in sostanza. Noi cominciamo a scrivere intorno all'anno 700 a.C. perché loro portano questo tipo di alfabeto. Ogni popolo
scrive con questo alfabeto, ma scrive la propria lingua. Cosicché che cosa avviene? Una specie di equivoco, che i primi ricercatori pensano, visto che l'alfabeto è greco, anche il contenuto deve essere greco, quindi cercano di tradurre le iscrizioni che noi troviamo in Etruria, che noi troviamo nei Piceni, che noi troviamo in Sicilia, e anche presso gli Elini, con il greco e non ci riescono, con il latino e non ci riescono, perché questa è una lingua che viene da Oriente, è la lingua di cui parlavamo prima, la lingua proto-indiana, che nella figura numero 25 vediamo proprio l'alfabeto così come noi lo rileviamo dalle iscrizioni siculi, quindi la A, la B, la D, eccetera, la G che sarebbe quella forma di C e una G e così via, c'è tutto l'alfabeto greco. In basso c'è questa specie di C quadratica che in realtà è una V, mentre quella sopra è la U a forma di V capovolta. Okay. L'ultima in basso è la SH. Ok, andiamo direttamente alle iscrizioni. Una delle iscrizioni più celebri è quella del Mendolito, la pietra che era inserita in un muro, una pietra di arenaria che ha una lunga iscrizione, bustrofedica, cioè da destra verso sinistra e così via. Ora, quando io l'ho analizzata sono rimasto sorpreso perché quello che avevo scritto nel sanscrito lo trovo in questa pietra qua, Yam Akaram. Adesso noi vediamo alla immagine numero 27 esattamente la trascrizione di questa cosa che è molto rovinata, ed è stata portata, dopo essere stata per tanti anni nel museo di Adrano, dove l'ho vista io per la prima volta, nel museo Paolo Orsi di Siracusa. Quindi cominciando da destra verso sinistra, Yam Akaram, eccetera, dice questo muro è stato costruito da Tizio perché proteggesse Agies, Agia vuol dire capre, le pecore, insomma, le mandrie. Quindi alle case protette della comunità, perché Teuto non vuol dire solo città, vuol dire proprio comunità, alle case protette di questa comunità una sola porta conduca, in modo che Eka, vuol dire uno solo, Eka Dwara è proprio una tipica parola sanscrita, Dvara, Raja Dvara vuol dire la porta del re, da cui deriva Dor in inglese, che sono tutte lingue indoeuropee e le radici sono quasi tutte simili, come per esempio Dama, che vuol dire casa, in sanscrito diventa Domus, diventa domicilio e così via. Anche gli etruschi lo chiamano Damia. Nella figura 28 tutto questo è molto chiaro, molto aperto, si può leggere bene. Yam Hakaram Heas, che è il nome del costruttore, Ka Hages Jebet, affinché proteggesse le mandrie. Alla comunità delle case protette una sola porta, Dvara Iad, conduca, I, che è proprio la radice del verbo I, che significa andare, condurre. Okay? Passiamo a un altro importantissimo reperto, che è il vaso di Centurio, che è trovato intorno al 1820, un gutus, che ha una lunghissima iscrizione bustrofedica in alto. Questo miracolosamente poi è stato donato a un turista tedesco, quelli del Grand Tour tipo Goethe, tipo Gregorovius eccetera, che se l'è portato in Germania, quindi si è conservato abbastanza integro e si trova nel museo di Karlsruhe. Nella figura numero 30 noi vediamo proprio tutta l'iscrizione in chiaro su 2 righe. Potete notare che le lettere interne, si parte dalla nunus, dalla iscrizione, sono tutte rovesciate come in ambulanza, quindi significa nunus temti mi marus tainam heimi, significa nono mi offre nono, io sono un vaso per l'acqua, e poi dice tom est durom nane, e questo è bellissimo questo passaggio, perché durom significa in sanscrito lunga strada da percorrere nell'aldilà, perché loro pensavano che ci fosse un percorso, come un po' gli egizi d'altra parte, che li portava davanti al dio Yama. Il dio Yama era come Osiride, diciamo, per fare un esempio, che poi li giudicava se erano pesanti, se erano leggeri, eccetera. Tom est durum nane, è un'opportunità, poi nella seconda riga che gira dice è un'opportunità per te, per la lunga strada che dovrai percorrere nell'aldilà. È bellissima questa iscrizione. Altre 2 iscrizioni molto famose
ma che sono conciatissimi, sono la figura numero 31 e la figura numero 32. Sono i tegoli di Adrano, sempre nel Mendolito, dove c'era quella pietra grande. Allora, sono delle coperture funebri e pensate che cosa dicono questi due. Il primo tegolo miracolosamente ha la parte, diciamo, con l'iscrizione integra, mentre tutto il resto era tutto rotto, aggiustato con i fili così. E dice Dvi Hiti Mrukesh Ais Uye, cioè Dvi che vuol dire due, Hiti vuol dire messi dentro, deposti dentro, Mrukesh vuol dire i morti. Per questi due morti qui deposti, messi dentro, Ais Uye. Ais è la parola proprio sanscrita per indicare Dio. As, Aish, ecco, tutte le iscrizioni etrusche hanno questa parola e Uye vuol dire invocare. Il verbo hu con l'H davanti significa invocare, chiamare. Quindi per questi due morti, per i due morti qui deposti, invoca Dio, il loro Dio naturalmente. Guardate che cosa dice la figura numero 32, l'altro tegolo. Dice Re Sesan Ires. Re, che è la radice Ra, vuol dire concedere. Re significa concedi. Sesan, che vuol dire resti funebri. In tutte le urne funerarie etrusche c'è questa parola Sesan, che vuol dire i resti funebri. Allora, concedi a questi resti funebri, ai resti funebri, Ires. Ires è una bellissima voce verbale che deriva dal verbo hir, che vuol dire risorgere. Quindi guardate che cosa dice questa iscrizione. Concedi ai resti funebri di risorgere. Allora, tutto questo ve la dice lunga della loro provenienza orientale, dove c'era proprio questa idea della risurrezione. Figurate se le altre società, diciamo, in pieno la civiltà del Rinaldone, la civiltà appenninica erano in queste condizioni, assolutamente no. Quindi i siculi portano una civiltà molto avanzata rispetto a quello che c'era in Italia, ma poi nei confronti dei sicani devono apprendere loro tante cose che non sapevano. Nella figura numero 33 noi possiamo vedere l'alfabeto etrusco, quindi l'alfabeto è sempre lo stesso, quello arcaico greco, l'alfabeto rosso, che poi viene adattato dai vari popoli. Per l'etrusco bisogna dire due cose importantissime. Per quanto riguarda l'alfabeto, loro dicono che non c'è la B. Ma com'è possibile che non ci sia la B? Semplicemente che loro prendono alcuni segni e li adattano alla loro lingua. Quindi abbiamo la A in alto e il secondo segno, che sembra una F, una F, in realtà è una B, perché per scrivere F usano il segno che sembra 8, un pochettino più in basso, sotto la E. Allora, per indicare la F usano l'8, invece il Φ, quello che è, gli etruschi lo usano per B. Se uno non capisce questa cosa non può andare avanti assolutamente a tradurre l'etrusco. Sono degli adattamenti, diciamo, che vabbè, poi tra l'Etruria settentrionale e l'Etruria meridionale c'è uno scambio di sibilanti. La S e la Sc sono diverse rispetto al nord e al sud, sono completamente diverse. Okay. Nella figura numero 34 ci sono tutti questi alfabeti dove sono stati trovati, la serie modello, l'Etruria meridionale, Lazio, Tivoli, Faleri, Sabina, quindi ci sono delle diversità di interpretazione. Per esempio, se guardate con attenzione, la M nella serie modello è una S, nell'Etruria meridionale diventa una SH. Quindi ci sono delle piccole difformità, diciamo, tra le varie zone dell'Etruria. Se uno non sa questa cosa qui, non si orienta. Il reperto secondo me più significativo, più bello, è questo qui. È un piccolo vaso che si trova nel Museo di Villa Giulia a Roma, un vaso di bucchero nero, con un punteruolo. È stato inciso, figura numero 35, è stato inciso un serpente. Allora, dentro il corpo del serpente c'è una lunga iscrizione che noi possiamo vedere per esteso nella figura numero 36, che l'abbiamo proprio noi aperta. Allora, dice così: He Bama Suva ites ale bare, traduco, l'ira del serpente
ha generato, ha provocato il veleno qui contenuto. Silenzioso, con gli occhi fissi, fa reagilare di paura il serpente, quando tu guardi un serpente. Poi c'è l'interruzione, nell'ultima parte, verso la coda, dice colpisce di scatto provocando sventure. Allora è una cosa bellissima che nessuno ha mai capito, naturalmente. Ok, perché? Perché ci vuole questa competenza non del sanscrito classico che si sviluppa intorno al 600, 700, 600, 500 a.C., ma del Veda, cioè della lingua arcaica. Allora, avendo studiato il sanscrito io, ma il mio professore mi ha fatto studiare anche il Veda, io ho avuto la competenza di capire come si sono modificate, per esempio, le palatali, le sibilanti, le cerebrali, insomma, è tutto un bel lavoro di studio. Un'altra, diciamo, iscrizione molto famosa è quella di Laris Pulenas, che si trova, c'è questo sarcofago con quest'uomo che ha un rotolo, naturalmente è tutta una scultura, numero 37, è bello colorato, questo qui, e in questa apertura, diciamo, del rotolo c'è la storia di quest'uomo che era una specie di Leonardo da Vinci dei suoi tempi, nella città di Tarquinia. Progettava canali di irrigazione, silos per il grano, palazzi, ma loro avevano un problema gravissimo con i rifiuti urbani, diciamo, soprattutto con l'umido, che non lo andavano a buttare lontano, lo spargevano nei cortili e lo coprivano con le canne. Quindi immaginate durante l'estate che puzza e che fermentazione ci doveva essere. E quindi i suoi paesani lo invitano ripetutamente, lui non ne vuol sapere perché era preso da altre cose. A un certo punto, vabbè, dici, va bene, ok, risolviamo questo problema. E costruisce una macchina trituratrice che con colpi regolari e facendo un baccano infernale triturava tutto, che praticamente diventava il compost, che poi veniva messo ad asciugare e poi sparso come letame nei campi. Questo è importante. Poi dice, tutta la sua discendenza è stata ricordata per questa invenzione fatta dal capostipite. Ci sono due documenti che sono la tavola di Cortona, numero 38, e il cibo di Perugia, numero 39. Le dico insieme velocemente. Sono delle diatribe di confinanti che litigano in continuazione per un metro in più, un metro in meno, oppure per il passaggio per andare a prendere l'acqua al lago Trasimeno, che era lì proprio attaccato dove... E quindi loro convocano un giudice che fa parlare i testimoni e ci sono tutti i nomi dei testimoni. E alla fine il giudice decide che mette questo cippo, pendunnam, che significa esattamente in sanscrito cippo di confine, pendunnam, pensate un po'. E allora stabilisce quello che bisogna fare. Uno cede 1 metro di terra, l'altro lo ripaga con... C'è proprio la cifra esatta che ha pagato, che era una cifra etrusca probabilmente, che noi non sappiamo esattamente a che cosa potesse equivalere. Ok, saltiamo la 39 e andiamo alla 40, che è molto importante. Sono le due, la numero 40 e la numero 41. Sono 2 lamine d'oro trovate a Pirgi, le lamine d'oro di Pirgi. Sono state trovate da Massimo Pallottino, quello che poi ha ordinato tutte le iscrizioni etrusche, denominandole TLE, testimoni a lingue etrusche. Quindi chi ha questa raccolta qui di testimoni a lingue etrusche le trova tutte queste cose. Allora, è un trattato commerciale tra il re di Pirgi e Cartagine, perché Cartagine era molto interessata a quel territorio lì toscano, perché avevano bisogno dei metalli, tutte le colline metallifere toscane, loro venivano per prendere lo stagno soprattutto, ma anche l'oro, il ferro, tutto quello che c'era lì. E invece gli Etruschi erano interessati al commercio, a portare i loro prodotti in Africa lì. E quindi siglano questo trattato per 3 anni, c'è proprio specificato 3 anni. Dopo che è passato un anno, nella seconda cosa di Pirgi, tavola di Pirgi, c'è scritto: il re De Faria Veliunas ha rinnovato il trattato facendo un'offerta alla dea Uni, che era la dea, Uni vuol dire dea madre in sanscrito,
da cui poi deriva Giunone. Sapete che i romani hanno preso quasi tutto dagli Etruschi, Uni è diventata Giunone. Ecco, questo trattato commerciale è importante perché ci fa capire poi quello che faremo nell'ultima iscrizione, che è la numero 42. È una piccola mummia che viene chiamata la mummia di Zagabria. Cioè nel 1848 un croato, Milo Baric, va lì e si compra una mummia. Allora si poteva fare probabilmente. E se la porta a Zagabria. Ma casualmente gliene potevano dare. Quando lui è morto, la figlia e la nipote fanno analizzare bene questa mummia e si accorgono che è tutta avvolta in bende larghe 5 cm. Quindi probabilmente che cosa hanno fatto? Hanno preso un bel lenzuolo grande, lo hanno diviso a strisce di 5 cm e hanno avvolto tutta la mummia, ma prima di avvolgere la mummia hanno cosparse le bende di un unguento particolare, che era quello che veniva probabilmente dai sicani, no? L'olio essenziale dei sicani. Per imbalsamare serviva. Allora, quando questi qui tolgono le bende, alcune si sono rovinate completamente, mancano purtroppo, o erano già carbonizzate, sono tutte piene di melassa, non si possono neanche leggere. Capiscono che non sono geroglifici egizi, ma sono parole etrusche. Allora, chi l'ha presa a buon cuore è stato il professore Giuseppe Roncalli che insegnava etruscologia a Napoli, era cugino del Papa Roncalli, che le ha fatte pulire tutte e le ha fotografate tutte. Immagine numero 43, abbiamo ancora le bende larghe 5 cm con la melassa sopra. Nella immagine numero 44 abbiamo le stesse bende, tutte ripulite, e si vede che manca una benda. Poi nella 45 si vede che ci sono addirittura dei buchi, delle piccole parti mancanti. Lui ha fatto un lavoro eccezionale perché tutto questo lavoro lo ha pubblicato in un libro che si intitola Scrivere etrusco della Electa di Milano. Me ne ha dato una copia, è stato così gentile con me e col mio direttore perché mi ha portato lui a parlare, e io ci ho lavorato quasi un anno. E sembrava difficilissimo all'inizio, poi una volta che ci prendi la mano e capisci com'è l'andazzo, non è una cosa così difficile. Io mi fermo alla figura numero 45 perché vi voglio leggere alcune cose. Per concludere, il livello culturale di questa gente era altissimo. Allora, nelle prime 5 parti, che è diviso proprio, c'erano 5 parti e poi una riga rossa, poi altre 5, poi una riga rossa, in totale sono 12 o 13 mi pare. Ok. Parla di quello che fa l'augure, cioè il sacerdote. Era stata uccisa questa ragazzina, era una ballerina della dea Uni, una ballerina sacra, e viene stuprata e uccisa, 18 anni. Okay? Quindi si scatena l'inferno, ricercano questo assassino, non riescono a ritracciarlo, l'auguro gli manda una marea di maledizioni, e poi che cosa fanno? La mettono sul rogo, la vestono, la aggiustano, gli mettono tutte e la mettono sul rogo, perché loro bruciavano i corpi, raccoglievano le ceneri, le mettevano nell'urna, ma quando avevano già appiccato, questo è scritto nelle bende, quando avevano già appiccato il fuoco si scatena un temporale fortissimo che spegne tutte le fiamme. Allora naturalmente immaginate gli auguri che studiavano il volo degli uccelli e cose del genere, o il fegato. Quando vedono una cosa del genere che si verifica, dicono: gli dei non vogliono che bruciamo questa ragazza. Allora, avendo l'accordo commerciale con Cartagine, prendono questa piccola mummia, non era ancora una mummia, era una ragazza avvolta nelle bende, la portano e la fanno mummificare. Ecco perché noi la ritroviamo lì. Poi miracolosamente, non si sa come, non si sa perché, o forse perché era scaduto il termine dei 3 anni, questa mummia rimane lì. Quindi è una mummia etrusca, ci sono iscrizioni etrusche, ma rimane lì, dove poi questo collazionista miracolosamente la prende e la porta a Zagabria, perché altrimenti noi tutte queste notizie che io sono riuscito a ricavare traducendo, nessuno le avrebbe mai potuto conoscere. Dice: per quale motivo non fate altro che lavorare, accumulare ricchezze,
circuire le donne per avere i benefici del matrimonio, circuire una donna, sposarla, prendere degli schiavi, stuprare addirittura i bambini. Dice, se voi volete essere devoti agli dèi, dovete aiutare i poveri, chi è in cattive condizioni, chi ha bisogno. Non dico che dovete donare tutti i vostri beni, ma aiutate la povera gente. Cioè ci sono dei passaggi talmente profondi che neanche nel Vangelo, veramente, è una cosa bellissima. Siamo quasi alla conclusione. Nella immagine numero 46 vediamo un prospetto di tutta i crinali di Cartabellotta che mi ha invitato il mio amico Enzo Mulè. E ci sono tutti i nomi dei vari luoghi, e lui mi diceva, cioè mi aveva cercato per tanto tempo, poi ci siamo incontrati a Trapani tramite comuni amici, e lui mi ha spiegato questa cosa. Dice, il problema è che ci sono tantissimi toponimi strani che noi non riusciamo a capire, nessuno sa da dove vengono, non sono greci, non sono romani, non sono di origine araba. Dice, non è che tu gli dai un'occhiata, dico vabbè, vediamo, quando torna a casa vediamo. Allora a un certo punto io ho analizzato questa parola che si trova proprio nel mezzo, kratas, che è il picco più alto, che in sanscrito significa personificazione delle divinità. Cioè praticamente è una specie di Olimpo, un po' come l'Olimpo per i greci, o come il Monte Meru per i Sumeri, dove loro immaginavano che risiedessero i loro dei, quindi personificazione di una divinità. È un po' poi quello che succede anche sempre con gli stessi sicani, che quando trovano la montagna del fuoco, perché il loro dio più importante era il dio Agni, il dio del fuoco, che in latino diventa Ignis, okay? Perché la radice è sempre la stessa, salivano queste montagne e in cima c'era probabilmente un tempietto dove fare le loro funzioni, i loro riti, insomma. Poi possiamo analizzare per esempio Gammato, che è proprio accanto a Kratas, e io sinceramente non sapevo assolutamente a quale luogo si riferisse questa parola, non ero mai stato a Cartabellotta, neanche lontanamente. E gli dico, senti Enzo, guarda che questa parola, Gammata, significa zona di passaggio, strada di passaggio. E lui mi dice, guarda, ci sono delle montagnette qui a destra, a sinistra, e questa strada porta da una parte all'altra. Ci sono diverse gammate, cioè diversi passaggi nella zona qui. E quindi corrispondeva perfettamente. Allora ci siamo entusiasmati un po', dico, ma come? Tutte le altre parole che io ho trovato, per esempio Niria, poi parliamo anche di Guagala che è importante, Niria, dico guarda, Niria vuol dire andare di là, morire, andare di là, e lui dice questa è tutta una zona di un cimitero, di tombe, una necropoli, esatto, perfetto, la necropoli di Nira, esatto. E poi c'è Guagala che è proprio attaccata al Kratas. Gua vuol dire posto segreto, posto nascosto, e Gala, la famosa Gala, vuol dire acqua, sorgente, quindi è un posto segreto con sorgente. Allora là in alto, in cima a questo acropolo così, c'è la possibilità di fortificare tutta la zona, chiudersi dentro, e hanno l'acqua, possono resistere in eterno, ed è esattamente quello che succede quando arriva Minosse che vuole restituito Dedalo, che era fuggito da Creta. Questa è tutta la mitologia, il mito di Dedalo, Icaro, Minosse, eccetera, il quale Minosse poi, secondo la tradizione, come dice Erodoto, come dice Diodoro Sicolo, muore proprio a Kamikos. Ora, c'è stata una diatriba che non finisce più, che continua ancora adesso. A che cosa corrisponde esattamente Kamikos? Qual era la città del re dei Sicani, Kokalos? Qual era? Chi dice Sant'Angelo Mussaro, Sutera, c'è Menfi, c'è un sacco di località che alla fine, secondo me, quella che si adatta molto di più è proprio questa zona qui di Cartabellotta, cioè il Kratas e la Gogala, che sono veramente imprendibili, sono proprio in alta a 900 metri, e lì ci devi andare proprio apposta, bastano 2 soldati per bloccare un'armata, come dice Diodoro, esattamente. Quindi ho fatto questo lavoro con gioia, sinceramente, per aiutare sia lui
che tutta la comunità di Caltabellotta e soprattutto i sicani, che sono stati sempre trascurati quasi da tutto dagli storici, perché loro vedono solo siculi, ma gli archeologi. Ora io ho degli amici che piano piano si cominciano ad interessare e vediamo insomma se questa situazione, io do un piccolissimo, modesto contributo perché questa situazione si comincia ad aprire alla possibilità di essere indagata meglio con degli scavi, con degli studi appropriati. L'ultima figura, la numero 47, è proprio la Guagala. In una foto di Accursio Castroggiovani. In una foto di Accursio Castroggiovani, che è bellissima tra l'altro, e dove poi sui resti di un tempio sicano è stata costruita la cattedrale normanna, o credo prima bizantina, poi non lo so, insomma. C'è una sovrapposizione di culture qui che non finisce mai. E ultimamente in questa cattedrale qui si è sposata la figlia di Roccoforte, mi sembra, se non vado errato, vero? È venuta apposta così. Qui. Bene, le ultime cose che posso dire sono queste. Essendo diciamo un ricercatore soprattutto linguistico, diciamo, perché il fatto che poi io portato dalla lingua di questi popoli che parlano questa lingua, li ho seguiti come si sono spostati, dove hanno portato la lingua, non è che sono diventato uno storico, per l'amor di Dio, io lascio il compito agli storici e nemmeno antropologo, però seguendo queste popolazioni, come mi ha scritto nella prefazione del libro questo qui, no? Questo. Sicani e Lini Siculi, e come questo libro che ho aiutato io a pubblicare. Nei ringraziamenti iniziali lui dice, c'è la fotografia, dice: un ringraziamento particolare va al caro amico professor Enrico Ortagione, studioso di sanscrito e del linguaggio degli antichi sicani, degli Elimi e dei Siculi, per i tanti consigli dati in merito alle numerose iscrizioni e incisioni ritrovate nei siti del periodo dell'età dei metalli. Da lui abbiamo appreso tanti segreti che erano stati interpretati in modo errato da antichi studiosi della cultura siciliana. Voglio anche ringraziarlo per essersi interessato alla pubblicazione di questo libro e per aver realizzato tutto il lavoro di editing, proprio gliel'ho impaginato io, gliel'ho sistemato io. E poi dice: ringrazio Roberto Giacalone, gli amici di Caltabellotta, Vincenzo Carmelo Mulea, Accursio Castroggiovani, Pellegrino Farina, Paolo Vetrano, che mi hanno guidato nei siti archeologici, dice Francesco Torre, e che mi hanno inviato tanto materiale documentario, descrizioni e foto dei luoghi che abbiamo visitato e analizzato insieme. Quindi è stato gentilissimo, si è ricordato di questa cosa, insomma. Prego, noi abbiamo... ecco, scusa, l'ultima cosa volevo dire. Il modo di parlare che veniva dall'Oriente è stato trasportato in Sicilia e si è radicato nella vita comune, diciamo, nonostante tutte le invasioni che ci sono state dopo Sicani, Secoli, Greci, Romani, eccetera, eccetera, Cartaginesi, eccetera. Il sostrato, il livello più basso, è ancora quello antico portato dai Sicani, e quindi per esempio il modo di pronunciare le cerebrali, che in sanscrito si dice murdania, che vuol dire prodotto dalla testa, come paci, maci, e noi lo pronunciamo esattamente come lo pronunciano loro, ok? Sangu, cioè con le cerebrali, alzando la lingua contro il palato. Questo è rimasto proprio nella nostra parlata, ok? A dimostrazione del fatto che non si perde niente, insomma, se uno è in grado di penetrare dentro, si accorge che ci sono parole che vengono quindi dall'antica, dalle prime invasioni, e poi successivamente abbiamo avuto contributi di tutti gli altri popoli, dai greci, dai romani. Ci sono parole nel linguaggio naturalmente comune nostro che vengono dal greco, dal latino, dall'arabo naturalmente, dal normanno, quindi francese, dagli spagnoli e così via, insomma. E noi abbiamo questa lingua composita che nasce da tutti questi contributi. Ok, lascio la parola a Enzo Mulè per concludere. Allora, terminiamo questa intervista fantastica e bellissima che ha portato nuova lingua al sapere e alla storia di Caltabellotta, ricordando e ringraziando il professor Francesco Torre, che nell'ultimo suo volume, scritto con Sebastiano Tusa, che purtroppo è scomparso alcuni anni fa,
il Neolitico e l'età dei metalli in Sicilia, mi ha concesso un capitolo, il 16° capitolo, per parlare dei siti più importanti di Caltabellotta. Infine voglio ricordare che ultimamente, a cura di Pina Catino e Vito Leonardo Totorrizzo, è stato pubblicato questo volume di circa 1000 pagine che ha messo Caltabellotta nel circuito culturale dell'UNESCO. Caltabellotta, Ribera e Sciacca, tutta questa vallata, in questo libro sono andati dentro il circuito culturale dell'UNESCO. Chiudendo con queste parole, ringrazio e dono arrivederci al professor Enrico Caltagirone. Arrivederci di nuovo a Caltagirone. Grazie a voi per l'ospitalità, è stato un piacere per me. Okay.